Gli ultimi 1500 tamponi consecutivi fatti all'età pediatrica sono tutti negativi, quindi il sintomo febbre, il sintomo goccia al naso, il sintomo tosse, non ha rilevato nessun caso di coronavirus. Migliaia di tamponi sugli studenti veneti, ma solo lo 0,06% di questi è risultato positivo. La campagna avviata dalle autorità sanitarie in concomitanza con la riapertura delle scuole non sta finora aiutando a identificare gli asintomatici, ma in compenso sta intasando gli ospedali, che si ritrovano a dover fronteggiare un afflusso eccezionale di bambini e ragazzi. Alcune strutture, come l'azienda ospedaliera di Padova, hanno dovuto allestire prefabbricati appositi per lo screening degli under 18 e chiedono a gran voce che vengano cambiati i criteri applicati dai pediatri alla luce delle mutate condizioni del contagio. Noi a marzo-aprile trovavamo il 3-5% di positività ai tamponi, oggi troviamo l'1 per 1000. Secondo i criteri stabiliti da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, al momento basta un semplice mal di gola o raffreddore per essere necessariamente sottoposti a tampone e la situazione non può che peggiorare con l'arrivo dell'influenza stagionale. Per questo è assolutamente indispensabile vaccinare il maggior numero di bambini possibili, ovviamente. Non perché questo ci faciliti la diagnosi differenziale con il coronavirus, ma semplicemente perché almeno una volta in meno avremo la necessità di fare un tampone perché quel bambino sia malato una volta di meno.